E buongiorno amici di Mattoscacco, facciamo un pochettino allora un riassunto di che cosa è successo ieri. Ieri è successo che Pragna e Carlsen ancora hanno fatto pareggio, quindi sono 1-1 e si va agli spareggi e anche nella sfida Abasov contro Caruana per decidere chi otterrà il terzo posto alla Coppa del Mondo, ancora c'è stato un ribaltamento della situazione. Questa volta è stata Caruana a vincere la partita, quindi 1-1 anche in questo caso e si va agli spareggi anche in questo caso. Oggi analizziamo nuovamente la partita tra Abasov e Caruana perché è stata veramente molto ma molto creativa. Andiamo a vederla dall'inizio. Caruana apre con E4, difesa siciliana per Abasov e credo che Caruana si sia preparato da casa una linea veramente devastante. Onestamente non l'avevo mai vista e veramente bella. Alfiere F4, alfiere B4. Qui ovviamente il nero non può giocare questa mossa qui perché dopo il cambio del cavallo cattura e qui semplicemente il bianco sta bene addirittura con un pedone in più. Quindi su alfiere F4 la mossa in realtà giocata è alfiere B4, cavallo B5 e ora attenzione che ci sono coordinazioni, la classica entrata su C7, diciamo una sorta di attacco fegatello sull'ala di donna, cavallo per E4 e attenzione a questo attacco sul punto in C3 e arriva subito donna F3. Ovviamente qui cavallo C7 scusami, non era la continuazione migliore, poiché dopo re F8 e torre cavallo per torre è vero che al momento il bianco è in vantaggio di una torre secca, ma uno bisognerà vedere se questo cavallo riuscirà a salvarsi. Qui generalmente per esperienza, se avete giocato tante partite, quando il cavallo cattura la torre a lato poi fa fatica a uscire da lì e quindi alla fine diventa uno scambio di qualità, ma in questo caso addirittura c'era donna F6 con ulteriore pressione sul punto C3 e in caso di alfiere D2 per salvare uno dei vari pezzi c'era semplicemente donna F2 matto, quindi sarebbe stata veramente tragica. La continuazione migliore, la prima risposta del motore, quindi Caruana questa la conosciamo molto bene, è donna F3. Queste sono quelle linee così complesse che se non giochi la prima del motore la partita si ribalta completamente. Ora è il turno di cavallo C7, re in F8, proseguiamo, e ora arriva mossa impossibile da concepire, arrocco lungo per il bianco. Che cosa ci hanno sempre insegnato dalla teoria scacchistica? Arrocca nel lato della scacchiera dove il re sembra essere più sicuro. Ecco, arrocco lungo non so se è il lato più sicuro perché dopo alfiere per C3 ed è così che va la partita, il re si ritrova sguarnito. Ora è vero che il nero fa difficoltà a attaccare su questo lato perché per attaccare su questo lato ci vorrebbe la donna, no? Che possa andare in questa diagonale e creare qualche problema. Però questo al momento non sembra essere possibile. Arriva però donna in E7 con l'idea che dicevamo prima. Secondo il motore questa è una vittoria mancata, poi il motore, insomma, sono sempre un po' giudizi così. Secondo la teoria qui andava bene sia E5 che G5, avrebbe tenuto secondo la teoria un pochettino bene la posizione. Addirittura qui la barra si è colorata più di nero, quindi leggero vantaggio del nero, ma quando si va in linee così complesse, ripeto, anche se loro sono fortissimi giocatori con grandissima esperienza, trovare la linea migliore in posizioni così creative e complesse è veramente complicato. Quindi donna E7, mossa ragionevole, però questa mossa ribalta la situazione, adesso il bianco ha un vantaggio di +1. Chissà se Caruana qui la conosceva di teoria oppure no. Gioca C4 con l'idea di dare la possibilità alla donna di coprire il punto A3 e ovviamente questo pedone non può essere catturato anche perché poi si perde il sostegno del cavallo. Donna in F6, minaccia di scacco matto con donna in E1 e pedone C3 per bloccare questa entrata. Ovviamente il pedone C3 è catturabile, ma ci sono una serie di ma.
Abasov decide di giocare prima il G5, ma dopo alfiere per D6 il re si sposta, arriva il cambio delle donne e ora la posizione si fa un pochettino più calma e addirittura adesso arriva finalmente cavallo per A8, cavallo per D6 e facciamo un sunto della situazione. Abbiamo 2 pezzi leggeri per il bianco, 3 pezzi leggeri per il nero, 2 torri per il bianco, una torre per il nero. Quindi in gergo si dice che il bianco ha la qualità in più. Ma dopo C per D5 e per D5 il bianco gioca F3. Si poteva forse giocare torre in D5? Probabilmente sì, anche se seguiva cavallo in E4 con varie possibilità d'attacco. In partita invece, come abbiamo detto, viene giocata pedone F3. Cavallo F5, il cavallo si rimanovra, cavallo C7, salviamo il soldato Ryan, D4 e alfiere B5. Anche qui in precisione secondo il motore cavallo in E3 attaccando il pedone in G2 e la torre D2 per salvare entrambi. Alfiere D7 e ora torre in E1. L'idea è quello di andare a far schiantare la torre su E3 per prendersi, diciamo, 2 pezzi leggeri per la torre, che è sempre cosa buona e giusta. Torre C8, adesso comunque il giochino si può fare lo stesso, ma non c'è più l'obbligo per il nero di catturare perché il nero può rifarsi su questo pezzo. Ma dove stiamo andando? Stiamo andando a delle semplificazioni e le semplificazioni noi sappiamo che favoriscono il bianco perché è colui che è in vantaggio di materiale. D per C3, torre D6, partita complicatissima, chissà quanto hanno dovuto ragionare dietro ogni minima mossa perché questa posizione, nonostante non ci siano le donne in gioco, è veramente ricca di possibilità. Alfiere in E6, alfiere per C6, cambio, ovviamente adesso il nero è costretto, per evitare l'ulteriore cambio di pezzi, a catturare col pedone, ottenendo così 3 pedoni completamente separati e impossibili da tenere fra di loro. Torre per C3, probabilmente adesso cadrà anche il punto C6, ovviamente non si può giocare una mossa di questo tipo per tenere il pedone, poiché ci sono sempre trucchetti di questo tipo. Alfiere per A2, torre per C6, ora momentaneamente il nero ha un pedone in più, ma mi sembra ovvio che questo pedone cadrà facilmente perché l'alfiere non può tenerlo, c'è sotto una torre e dopo torre A7 si cattura questo pedone, quel pedone cade. La torre si deve spostare, torre per A6, si minaccia addirittura anche l'alfiere e quindi siamo in un finale di pedoni pari ma la qualità in più per il bianco. Se il bianco riuscisse a scambiare un paio di torri, la partita sarebbe molto più semplice da giocare. Ed è così. Adesso il piano di Caruana è cerchiamo di scambiare quella dannatissima torre. Torre di 2, vado abbastanza veloce perché qui si tratta di manovre. Nei libri di scacchi leggeremmo che questa è solo questione di tecnica. Torre 5, manovre di re, il re si avvicina, scacco, ok, andiamo un pochettino. Ecco, qui è molto interessante la strategia che utilizza Caruana di mettere i pedoni sul bianco per andare anche a contrastare, no? Al meglio possibile l'alfiere campochiaro del nero. Torre B4, re G3, re F6, torre in E2, alfiere F5, qui si minaccia la cattura dell'alfiere e ora si cerca un pochettino di cambiare le torri, no? E entrambi i giocatori, diciamo, guadagnano tempo perché c'è l'incremento su ogni mossa che fanno, quindi qualche ripetizione non fa mai male. Queste sono mosse semplici da giocare e arriviamo alla parte culminante. Vado un pochettino veloce, che è questa qui. La parte culminante arriva con re in H4. Ora è difficile trovare una mossa sensata per il nero che è in una sorta di zugzwang. L'alfiere è diventato un pedone che deve dare una mano a questi pedoni. La torre, se magari si toglie da questa traversa, arriva all'altra torre con scacchi e può nascerci qualche problema. Quindi la torre rimane sulla sesta traversa, ma adesso arriva, attenzione signori, F5, attacco doppio. Il nero è costretto a catturare e può catturare solo con l'alfiere, ovviamente, con re non è possibile. Alfiere per F5 e adesso arriva torre F4, si minaccia di guadagnare un pezzo. Mossa obbligata per tenere la posizione, ma dopo torre per H5 Abasov abbandona. Perché? Perché prima o poi
il re si dovrà togliere da questa inchiodatura, altrimenti giochi tutta la partita con un pezzo in meno. Supponiamo che Abasov giocava a questo punto re in e6. Come si può vincere qui la partita? Con pedone g4. Pedone g4 costringi al nero a togliere l'alfiere, ma togliendo l'alfiere finalmente si può andare ai cambi, e dopo questa, la partita non è facile da vincere, non è assolutamente facile da vincere, ma si può giocare. Vediamo il computer come la farebbe finire qui. Vediamo un po' di inventarci qualcosa. Vediamo re qui. Ah no, re qui no, perde subito perché c'è torre f6 scacco. Allora seguiamo cosa dice il motore, alfiere c2. Ok, alfiere c2 si perde qui. Urco, sto vedendo che non è, non è per niente semplice. Eh sì, perché su questa arriva questa, il re si toglie, c'è questa, questa e questa, si vince il finale. Non è facile. E quindi, se si toglie l'alfiere, si perde subito il pedone. Urco, c'è un modo per uscirsene da qui? Re d5, re d5, re f6 dice il motore, alfiere b1 obbligata, non si può fare un'altra mossa di re? Dico io. Un'altra mossa di re non si può fare? Re g7, sparo, sto facendo mosse a caso per capire. Ah, ok, perché a un certo punto c'è questa qui. C'è questa e ovviamente su questa il pedone va. Wow, fantastico. Bene ragazzi, quindi ancora tutto da giocare per il primo e il secondo posto, e ancora tutto da giocare per il terzo posto. Ci aggiorniamo domani, a presto!